Cook 40, una trasmissione, io dico pulita, dico una trasmissione dove ancora si possono apprendere delle cose, di cucina naturalmente, piccole storie, ma la cosa più importante, quello che mi ha coinvolto in maniera particolare nel mio ruolo di giudice, sono le storie personali degli chef, l'amore che mettono nella cucina. 40 minuti non sono tanti per portare a casa un menù completo. Quindi io ho potuto dire poco anche come consigli perché non è facile cucinare in 40 minuti. E poi parliamo di chef per la maggior parte professionisti ed alcuni stellati. Personaggi vari. Sibyl, una mareggiata, io la definirei una mareggiata in pieno proprio. La Nicoletta, pacata, dolce, col suo tango, riesce a fare ricette con una buona tecnica, ma con garbo. Il napoletano, che posso dire di Peppino? Peppino è verace, Peppino è quello che ti dice ma ti do prezziamo la cascata, di una simpatia ma anche di una bravura, perché lui è un grande conoscitore di appunto pesci e compagnia bella. L'archichef, uomo colto, prepara tutti questi menù da barca, quindi abbiamo avuto veramente una varietà di chef e di menù belli, veraci, come vi posso dire, realizzabili, ma diversi l'uno dall'altro, perché avevano gli chef comunque animi diversi. E Lapino mio, il piccolino, quello di 22 anni, che solo che arriva in televisione trema tutto, ma io cerco sempre di tranquillizzarlo. Oggi ha realizzato la panzanella in vasocottura e io ho raccontato la mia piccola storia. Sono nata di 1,8 kg, non mangiavo niente, mia mamma e le mie zie mi facevano mangiare solo attraverso questo piccolo vasetto, perché loro mi portavano a tavola questo vasettino che gli aprivo e mangiavo la carne e mangiavo il pesce, perché ero inappetente, oggi non si direbbe. Quindi lui che mi ha fatto ricordare questo evento della mia vita, che non era semplice, perché non mangiavo niente, 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 niente. Quindi per me il ricordo, l'importanza di un ingrediente che ti fa fare un tuffo al cuore è più importante di 1000 giudizi, perché si cucina per amore, si cucina per passione, si cucina per condividere e tutti i nostri chef questo l'hanno fatto veramente. Voglio parlare anche di Stella, la cinese, 2 stelle Michelin, cioè, quindi non è che parliamo di uno chefetto così, anche lei mi ha rubato il cuore col suo corallo, con le sue belle preparazioni. Andiamo avanti, vediamo che cosa ci riservano le ultime 4 puntate, ma sicuramente saranno bellissime. In tutto questo c'è l'accompagnamento di Alessandro Greco, che ogni tanto mi guarda e poiché c'è una complicità tra di noi incredibile, per me è come se avessi un figlio o un fratello maggiore. Secondo me abbiamo creato una bella coppia, possiamo andare avanti nei nostri percorsi di cucina, gli autori, la regia, tutti bravi in questo programma e tutti uniti per far sì che la trasmissione sia bella, vada bene. Siamo contenti di Rai 2, siamo contenti dei capi di Rai 2 che ci aiutano comunque e che dirvi, vi aspettiamo per le prossime puntate.